È stata una tornata elettorale complicata, complessa, adesso è ufficiale e si torna in Consiglio regionale. Sì, c'è stato soprattutto lunedì una giornata difficile da gestire perché ballava tra il seggio di Vicenza e quello di Venezia per un voto ponderato nei numeri assoluti, insomma una questione che riguarda quanti voti assoluti ha il partito, non le preferenze. Quindi rischiavo io con quasi 7.000 preferenze personali di restare fuori. Poi invece alla fine i conteggi sono tornati a favore della provincia di Vicenza, è scattato il seggio. Elena Donazzana ha pagato come molti le difficoltà incontrate in questa tornata da Forza Italia. Noi abbiamo di fatto solo 3 consiglieri regionali eletti. Certo vive il partito di Forza Italia una stagione difficile da ripensare, da ricostruire completamente perché deve esserci un'offerta di una destra, di un centrodestra ampio, dei moderati che guardano a progetti di rilancio della nazione. Oggi Forza Italia non la interpreta fino in fondo. Il Veneto è rimasta una delle pochissime regioni governate dal centrodestra. Che rapporti ci saranno allora con il governo centrale? Dobbiamo imporre che siano rapporti più forti. Il presidente ha avuto un consenso personale e politico molto forte dicendo cose chiare. Credo che su alcune questioni di maggiore autonomia per il Veneto, di una fiscalità che in maniera percentuale resti di più sulla nostra regione, non abbiamo più sconti. L'ultima parola spetterà ovviamente al presidente Zaia, ma se lei potesse scegliere continuerebbe a fare quello che ha fatto negli ultimi anni. E devo dire che questa è una delega che mi ha dato tanta soddisfazione e che va guardata e toccata con la massima cura possibile. Quindi se la mia competenza e la mia professionalità possono essere utili, ovviamente sono a disposizione del Presidente e dei Veneti.